Benvenuto a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. Il Mezzogiorno d'Italia è sempre stato caratterizzato, sin dall'unità del 1861, da una drammatica carenza di condizioni di vita accettabili. Le regioni a sud della capitale presentavano dei caratteri di arretratezza produttiva tali da costringere la maggior parte della popolazione a vivere in situazioni di miseria assoluta. La carenza di mezzi di sostentamento, la scarsissima alfabetizzazione e il ridotto peso politico dei notabili che prendevano parte ai consessi parlamentari costrinsero molti a cercare fortuna altrove, lontano dalle proprie terre natie. Un primo flusso migratorio si poté registrare nei decenni successivi all'Unità d'Italia, dove masse sempre più consistenti di lavoratori approdavano nelle più grandi, moderne e produttive città settentrionali. Questo fenomeno di migrazione interna si ripeterà ancora negli anni all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Seppur appartenenti ad uno stesso Stato, gli emigrati del sud e delle isole venivano trattati alla stregua di mendicanti e non era raro riscontrare una vera e propria avversione degli abitanti del nord Italia nei loro confronti. L'opinione diffusa era quella che i meridionali rubassero il lavoro agli abitanti nativi, contribuissero in maniera attiva all'aumento sia della criminalità che al degrado sociale delle grandi città italiane. Per generazioni i meridionali sono stati apostrofati con epiteti poco eleganti, le mansioni lavorative erano degradanti e sfioravano lo sfruttamento, le case, prese in affitto a prezzi altissimi, erano per lo più dei tuguri. Pure gli istituti scolastici, che avrebbero dovuto assicurare una parità sostanziale tra gli scolari qualunque fosse l'estrazione di provenienza, seguirono presto il criterio della separazione tra i figli di quelle regioni e gli emigrati dal sud d'Italia. Nei primi anni del Novecento, invece, i meridionali conobbero un'altra meta dove cercare di fare fortuna: gli Stati Uniti d'America. Con l'avvento dei nuovi modelli organizzativi del lavoro, negli USA vennero a crearsi aziende mastodontiche che abbisognavano di abbondante forza lavoro estera, in quanto l'offerta interna non era in grado di soddisfare la fame produttiva. Molti italiani partirono alla ricerca di una vita migliore lontano dal continente europeo e riuscirono, anche se non con poche difficoltà, ad integrarsi nel tessuto sociale statunitense ed americano, come testimoniano le assonanze italofone dei cognomi di molti personaggi importanti della storia recente. Un secondo flusso migratorio internazionale avvenne negli anni del dopoguerra, dove molti connazionali si trasferirono nei paesi europei che necessitavano di braccia per riedificare ciò che il tragico conflitto mondiale distrusse negli anni dei totalitarismi. La Germania, la Francia, il Belgio, l'Olanda e l'Inghilterra accolsero in breve tempo centinaia di migliaia di italiani. Anche i sardi, come i propri omologhi delle altre regioni meridionali, seguirono questi fenomeni alla ricerca di una speranza per il proprio avvenire. Le criticità date dalla scarsa produttività che accomunano il meridione sono state proprie anche dell'isola che, soprattutto nei decenni post-bellici, non smetteva di piangere per la sua gioventù che andava a reperire lontano da essa una dignità di vita negata all'interno del proprio perimetro costiero. Pure negli ultimi anni, segnati da importanti crisi sociali ed economiche causate dagli irrisolti nodi mai sciolti sulle eterne criticità del meridione delle isole, molti sardi stanno cercando altrove di costruire la propria vita. Quando manca il lavoro e con esso la capacità di comprendere che non si può vivere di soli sussidi con scarsa libertà economica, i giovani coraggiosi decidono di andare via, ma con loro rischia di indebolirsi il tessuto sociale sardo e ciò non potrà che contribuire ad alimentare gli storici problemi che da secoli il meridione porta con sé. Quando manca da suo traballo. Per ognuno è una garanzia che permette di vivere speranzoso, mancai non diventi di mai famoso, ma in ogni domo regna da armonia. Suo traballo dona da buffare a papai, ai uomini svitticus e mannoso, che crescono in salute mesannoso, tenendo vago cosa de desigiai. Quando manca da si perde sa ragione, plus pago este sa pazienza, chi vuole si sforzi di intelligenza, poi te nessuno tu o li fai su mandroni. In domo entra da un'aria strana e appustisi fai di perdi sa serenità, di arrivi sempre pro spago gana. Non si può di bivi appendi a mettati, con una preghiera a porta savana. Su traballo porta ad onestà e libertà.
E sta situazione legge a me da su traballo che veda mancai e a dolumanno in questos tempos non devo più meda de gente che perdi tu vaghetto sta serenità, poiché su traballo permetti di essere tranquillo su vostra persona e tutto e vostra famiglia cosa sua. Come ti si arrangia da sta gente in tempo su de crisi? È una bella domanda questa, non è facile, poiché è troppo legge varrai che non c'è traballo, poi ognuno de noso, poiché quando uno non tiene il suo traballo, di manca questa cosa papai, sa serenità in sa famiglia. Esti uno desispero con ognuno che vive di questa cosa legge, insomma. E naturalmente non si può andare a furare, o può continuare a vivere. Manco male però che in me sa bene aiutato in suo comune anche a due biventi o de gusto su chi fa in opera de carità, ma questa cosa non deve tirare a lungo meta, poiché ad ognuno de noi, come tiene la Costituzione, deve tenere un traballo per poter essere tranquillo e sereno e vivere in santa pace. Tesa regione, s'aggiudo, anda bene proprio che de tempo su, ma non puoi ti tirai troppo a lungo. Quando manca sto traballo per troppo tempo su, calli esti sta soluzione, in moi come prima. E soluzione se non è che ci andava a metas, però quando manca suo traballo, someni, come tennavo lui, vede aiutato, ma è sempre un tempo cruzzo. Poi, come tennai, seppi di cominciare a porre in conca che chi non ha traballo, come succedio in Sardegna da sempre, someni sardo e depi emigrare poi ci cade traballo. E questo da fatto andando prima in continenti, in Piemonte o in Lombardia a traballare in fabbrica e poi a Sestero e poi magari si attende il sommario Socieno quando hai vince in Sud America. Ecco questo suo traballo è una cosa troppo importante. Sa Sardegna de gusto andare su un frio mera, i uomini della Sardegna fonti stetius, mesanno costrettos a saltare il sommario, poi di traballare, poi di vivi, poi si può sfamare, issus e cresce una famiglia sana e in pace. Biu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggi che anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Ma ho detto che poi grazie bene quando uno rimanca a suo traballo, io da poter essere cando troppo e cando nuda. Questo dice tu imparau su me da puro, ci grazie da bene con sto traballo però. Ci grazie a me, poiché questo dicio a volte si narra da poi fai comprendi che c'è gente che guadagna la meta e ci punti altro su che non tenti manco su traballo che desidererebbe a suo manco o dirai annate se ho questa cosa papai. E questo secondo me non anda bene, poiché sa troppo differenza è struppiata. C'è da voler una cosa che da si imbellessi, chi pure sa ricco adesso è ricco, ma chi su popolo non tenga manco cosa papai, non tenga traballo, non anda bene e che anche uno a suo gusto deve piccare anche provvedimento. Eh sì, e sa gente che traballa da andinata a me da de dice su, per esempio narami du altro. E un altro per esse gusto, chi traballa da fare di gobba e chi fura da fare da roba. E i testi che all'incune è più furbo che non si fa di sta gobba traballendi? La raso che c'è pago di arri, però è un modo denai de uomini inquieto, de uomini arrabbioso. Ollinaica un uomo che traballa da, con suo tempo su, di bene ti dolorisi, di bene ti problemi di salute, per suo sforzo che fai e che ha sempre fatto in tutto il suo corpo e sa schia in questo caso che se non me ne rende sa gobba. E invece se su furunco manca la barra da salute, con suo corpo su sano, e se cosa pure sa cosa che ha furato. Ma chi vuole questa è la cosa che vuoi fare a ri, per fortuna non è sempre aici. E manco mallisi e usapodinai. E quando uno su traballo da di già fatto, i tadici poteu usunai. Quando uno su traballo dai già fatto, come tinare a Cancun, gli può essere gusto. Traballo fatto, dinai aspettala. E certo, e chi traballo non ti dai si prusu, su dinai du aspetta sa con spago pazienza ancora. E mi pare giusto. Questo dicio, ognuno fa di callesia di traballo, deve essere pagato per ciò che ha fatto. E pensa di approfittare di uno traballante come ti fa dianta o fai ancora che all'incuno, meri. Poi c'è meta gente che sfrutta da s'operaio o sa vaporesa in questo caso, non è di prospago adesso che dispetta, poi che si naccata che ne da bisogno e da s'altra parte può arricchire ancora de brus. Ecco poi che quando uno va su traballo gli deve essere pagato su chi dispetta, e cioè su giusto, che non si vorrà nulla a nessuno. E intanto su nosu augurausu a tutti os altri che si sei ascoltando de traballai sempre e in capas ancora de brusu de arricci sempre su di noi che si spetta da berusu. E ho desigio mio pure e auguri che faccia a tutti. A te nel suo traballo è un diritto di tutti. E spero che gente che non sa traballo sia sempre prospago. Alla prossima poesia!